Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com. Allora, pronti? Vi voglio belli carichi che continuiamo la nostra scalata al milione. Obiettivo di questo format poi chiuderà, ahimè, sto già piangendo, tipo Gerry Scotti quando abbandonò Chi vuole essere milionario, che poi se non mi sbaglio era ritornato. Nessuno vuole giocare a 5 più 5 nei giorni di festa, ma noi non ci arrendiamo, rimandiamo la sfida. E dicevo arriverò a 1600, dopodiché insomma mi fermo poiché diventa abbastanza complesso e difficile aumentare a poco, poiché insomma con avversari di 200-300 punti in meno di te ci sta che ne perdi diverse e in più anche commentando si ha il 20-30% in meno di forza, quindi ok, di 3 mossa particolare. Che cosa vuoi fare? Vuoi fare una sorta di... Vuoi fare una sorta di est indiana col bianco? Potrebbe essere, eh? Potrebbe essere. Io vado giù cattivo, C5, E5, cavallo C6, vado giù cattivo. Se mi fa E4 subito cambio e cambiamo le donne, ma non penso che voglia arrivare a ciò, non penso proprio. Curiosa. Curioso, sì, è una sorta di est indiana. Vabbè, io vado nel mio piano. Ora sì che può spingere E4. Ok. Allora, potrei giocare una sorta di Alekin bella tamarra, dove ci butto fuori il cavallo in F6 e a seguito di questa c'è questa. L'unica mia preoccupazione è che spinge in E6, solo che solitamente non la vede quasi nessuno, quindi la provo, ragazzi. Regalo numero uno, mai giocare sperando che il tuo avversario faccia la mossa sbagliata. Ragazzi, non provateci a casa, non seguite questo modo bizzarro di giocare. Attenzione, non l'ha vista. Ah, è diventata una Pirk. Ah, una Pirk. Ok, adesso ci prendiamo il centro. Su questa andiamo di orso. E poi niente, ok, si gioca tranquillo. Sviluppiamo l'alfieretto dove non rompe le balls, poiché in D6 avrebbe non solo tolto il controllo su questo pedone, ma avrebbe ostacolato veramente parecchio. Ok, adesso è il momento di arrocco, bene. Completiamo lo sviluppo, questo alfiere lo mettiamo qui, però forse prima è meglio togliere questa casa al cavallo, che però poi ha questa manovra che potrebbe romperci le scatole. Però intanto facciamo così. Intanto facciamo H6 che nel dubbio va sempre fatta. No, non è vero ragazzi, non è vero che nel dubbio va sempre fatta. Ok, anche lui gioca abbastanza tranquillo. Ora posso sviluppare il mio alfieretto. Tutto secondo piani. Ok, e adesso dovrei cercare, mi piacerebbe riuscire a... Ok, piazzarci ora le torri. Se spingo penso che si chiuda tutta la posizione. Dopodiché io devo giocare su questo tipo di spinta 6B5. Poiché se chiude tutto è questo quello che dovrò fare. Ok, ok. Non lo so, non mi convince la spinta. Non mi convince la spinta. Intanto posso fare, posso metterci, posso fare donna di 7. Donna di 7, carina. Tac, e allo stesso tempo minaccio l'attacco lì sopra. La più corretta è re in H2. Bravissimo. E adesso siamo appunto da capo il tempo. Allora, iniziamo a sviluppare una sorta di contrattacco. Posso fare B5 subito? Posso fare B5 subito, anche se mi toglie subito... Mi rende più forte questa diagonale? Secondo me sì. Però B5 subito può fare C4 subito, cavallo qui... No, dai, penso di avere delle buone chance.
Penso di avere delle buone chance. Torre qui, va bene, bravi, bravi, devo dire che giocate sempre bene. Adesso spingo, spingo, almeno c'ho un po' di spazio, non è granché, lo ammetto che non è granché, e però va bene, lo facciamo, se si deve fare si fa. Tanto per fortuna ho messo donna e alfiere su questa diagonale, così sul bianco non si muoverà una foglia. Questo alfiere qui non si potrà mai sviluppare perché è tutto chiuso e dovrà cercare di uscire di qui, ma sarà tutto chiuso perché lui spinge, io spingo, è tutto chiuso, quindi c'è un alfiere in meno. D'altronde il mio alfiere non è che sia molto meglio del suo, però catturo. Questo cavallo può essere insidioso, penso di sì. Posso catturare di cavallo anche, interessante. Interessante, interessante. Interessante la cattura di cavallo. No, perdo sto punto, niente, ho detto una cazzata. Ok, ovviamente non potevo catturare col pedone in E perché altrimenti bam, liberavo la spinta e poi non so cosa mai sarebbe accaduto. Però questa è la mossa corretta, ora ho la colonna C libera. Posso buttargli quest'altra torre, che è cosa che farò molto volentieri. Ho solo paura di questa manovra qui, devo capire come togliere il cavallo, dovrò giocare donna di 6 perché eccolo, eccolo, eccolo. Devo giocare donna di 6 perché se mi arriva qui col cavallo sono azzi abbastanza importanti. Sono azzi abbastanza importanti, quindi questa. Dopodiché torre C8, assolutamente. Lui c'ha alfiere qui, pedone, tac, ok. Che per ora però non è un problema, finché almeno non spinge qui. Io posso spingere qui, però gli creo il buco qua. E non va bene, vado di torre C8, nel dubbio. Toglierà la donna, la metterà in D1 dove è un po' più versatile credo. Addirittura ok, sta rinforzando qui, sta rinforzando qui, non deve venire qui mai, 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 mai deve venire qui, mai, sono alla fine ragazzi, è la fine, non deve mai venire qui. Ok, devo togliere anch'io la donna perché se arriva qui adesso può farlo davvero. Donna, cara donna, vuoi metterti in C7? O vuoi metterti in B8? Forse in B8 è meglio. Mamma mia che posizione ragazzi. Posizione del Kaiser, potrei aggiungere, adesso c'ho questa spinta qui carina che mi piace, anche se gli creo sempre un'ottima casa per questo alfiere, però i miei alfieri fanno il loro dovere. Adesso questo alfiere bianco non lo vorrei cambiare perché no. Presumo che ci sarà un raddoppio di torri su questo caval. Ci sarà un bel raddoppiello di torri. Fammi vedere se posso spingere, fare qualcosa di cattivo. Penso che non sarà un problema questo raddoppio di torri. Basta che poi tolgo. No, aspetta. Aspetta, fammi fare i calcoli bene, va? Attenzione, tempo. Attenzione. Faccio questa. Scelto. Se viene con la torre qui, semplicemente donna B7. Donna B7 così il cavallo è tenuto. E ora devo essere abbastanza veloce. Attenzione a questo punto qui, non devo mai perderlo.
Devo essere veloce di bestia. Ora posso venire qui però. Però adesso questa casa... Posso ancora cambiarglielo, però ha le torri sulla colonna C. Avete presente quella sensazione di quando pensate di essere in vantaggio ma non sapete come sfruttarlo bene? Ecco, è una di questa. Tra l'altro sto giocando contro Nuvola Bianca, un altro italiano, grande, grande, e ci abbiamo lo stesso identico punteggio. 1551, 1551, va bene, e se ora io ti faccio togliere il cavallo da qui, che dici? Come la vedi? La vedi bene? Tipo così, io la vedo sempre bene. Ora c'è questa. Ti cambio, ti apro la diagonale. Non posso permettermelo, non posso permettermelo affatto. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Non posso permettermelo. Mamma mia, sti cavalli ammetto che sono forti. Se vabbè, poi... E poi che attacchi mi stai facendo tu? Attenzione, attenzione. Diventa sempre più un casino. Faccio questa. La faccio. Premove di pedone per guadagnare un po' di tempo. E adesso dovrò cercare di venire qui. Allora, lui c'ha un bel po' di pezzi in prima traversa, un po' intrappolati, un po' sì, un po' no. C'è questa spinta che fa sempre pressione su questo cavallo ed è un problema. Quindi questa è il prima possibile, però si apre cazzarola questa. Torre qui, spinge qui, azzo. Non penso di essere messo bene, non penso affatto di essere messo bene. C'è questa inchiodatura molto fastidiosa. A parte lui potrebbe semplicemente, non lo so, molto fastidiosa. Posso catturare, cattura di donna, torre qui. Ok, meno male che si è voluto togliere da ogni rottura di scatole e sono d'accordo. Giochiamo questa. Perché giochiamo questa? In primis perché ho poco tempo e su questa gioco questa. Ok, obbligata. Obbligata, ahimè. Ahimè, obbligata. E ora questa per bloccare la spinta di questo pedone. Spero tanto che cambi l'alfiere. No, non l'ha cambiato. Sto cavallo inutile ma rompe le scatole. Adesso ho 2 attacchi su questo punto. Mamma mia, il tempo è tiranno e c'è un alfiere sospeso. Quindi potremmo... Beh, devo giocare senza perdere tempo. Devo giocare senza perdere time, possibilmente, poi se non si può proprio va bene anche così. Adesso voglio cercare di mettere la torre qui dietro, un po' macchinosa come mossa, però mi farebbe guadagnare un pezzo, cioè il cavallo. Ok, se lui si organizza così, ho finito le mie idee. Ho finito le mie idee. Esattamente proprio come volevasi dimostrare. Mamma mia, quanto poco tempo! Aiutatemi, chiedo aiuto da parte vostra che siete più bravi. Allora, l'unico attack, ok. Va bene, difendiamo questo punto, ragazzi. Difendiamolo proprio a spada tratta.
Va bene, non so cosa tu voglia fare, ma ho bisogno di tempo, quindi va bene così. Hai capito? Hai capito? E qui ti vengo col cavallo tutta la vita. Ti vengo col cavallo tutta la vita. Questa, questa, questa. Attenzione ragazzi, momento decisivo per questa partita. Momento decisivo, ci sono un po' di scacchi, pedoni sotto. 12 secondi sono sempre veramente pochissimi, devo pensare alla velocità della luce. C'è questa che è carina, c'è questa che è carina, che farò immediately. Su questa mi costringe al cambio delle donne, però poi guadagno un pedone, però poi lo perdo qua. Eccolo qua, come non detto, ora ti faccio scacco normale. Scacco normale, tac, è più importante il cavallo che è più versatile in queste posizioni, soprattutto per dare matto. E adesso devo solo mattare. Tac. Donna qui. Ok, ho guadagnato un po' di tempo, benissimo, mi pappo il cavallo. Wow! Quanto l'ho vista brutta, ragazzi, quanto l'ho vista brutta. Mamma mia. Che partita infamissima, che partita infamissima. Fortuna sono tornato un po' su di tempo. Adesso cambiamo sì le donne. Sì, le cambiamo. Oppure spingo. Ah, facciamo quello che cambia le donne. Tac, tac, scacco di cavallo. Vediamo se ti posso rompere le scatole in qualche modo. Esatto. Cambio donne, catturo questo pedone. Az, così però, no, non c'è niente così. Giusto? Vabbè dai, non c'ho voglia di pensare, c'ho poco tempo, va bene così. Ok, finale difficile comunque perché i due cavalli sono sempre difficili. Grazie per l'alfiere. Beh, questo è stato un regalo interessante da parte del mio avversario che potrebbe anche ritirarsi. E si ritira! Si ritira! Mamma mia ragazzi, che partitone infinitamente difficile. Ho sudato non 7 camicie, un errore grave, 3 errori. La Madonna, analizziamola, capiamo dove sono stati i miliardi di errori infiniti. Sembra di aver giocato abbastanza bene, ma c'è sempre qualcosa. Allora, a parte che questa apertura non l'ho mai vista in vita mia. Ok, va bene, fin qui mi dice tutto a posto. Oh, questa è buona, è la migliore. Vedi che la Lekin vince sempre. Ok, se avessi giocato. No, vabbè, non lo voglio neanche sapere. Così va bene. Va bene, va bene. Arrocco va bene. Va bene. Potevo mettere subito l'alfiere qui, mi dice. E sul cavallo qui, scusa, che cosa avrei dovuto fare? E sul cavallo qui dice alfiere G4. Non l'avrei mai giocata, ma mai in vita mia. E su alfiere G4, scusa, giusto per, anche semplicemente H3. Sì, metteresti l'alfiere qui. Qui, sacrificio, no. Sì, questa posizione qui. Ok, quindi tutto questo alla fine per andare con l'alfiere in G6. Pensa a te. Carina. Invece ho giocato H3, alfiere 6, donna qui, B5 è buona, la migliore era alfiere D8, con l'idea presumo di portarlo in C7. Spinta, ecco questo è stato un errore. Qui doveva, se spingeva avrei dovuto giocare a 6 e se chiudevo tutto, dai era buona, è ottimo, ok.
Va bene, ok, è catturato, va bene. Donna, di 6 un'imprecisione? Cazzarola, mi fa perdere un punto di vantaggio. Qui avrei dovuto giocare subito. Torre in F va in C8, ma dopo che si piazzava qui... Scusa. Torre in F va in C8, si piazza qui col cavallo. Là, avrei avuto cavallo B4, non l'avrei mai vista. E sul cavallo B4, se lui catturava, però poteva catturare con scacco. Il fiere F6 c'avevo il doppio su torri. No, non l'avevo visto. Ammetto che non l'avevo visto. Quindi donna di 6. No, che cacchio ho giocato? Andiamo indietro. Qui ho giocato donna di 6. Fiere F8, ok. Cavallo di 7. Oh, che belle queste cose. Anche questa è un'imprecisione. Qui avrei dovuto cambiargli il cavallo, che in effetti era diventato troppo forte. Quindi piuttosto che andare con un pezzo qui, che era l'ultima traversa, avrei dovuto catturargli. Hai ragione, computer, però siamo sempre a un -2 di vantaggio. Torre C2, A5, la Madonna, un'altra imprecisione. B4 avrei dovuto giocare. Anche questa... non so, questa mi sembra più che dia un po' più aria al mio schieramento. Subito ancora avrei dovuto catturare quel cavallo. Ora lui avrebbe potuto catturare qui. Sì, perché c'era il doppio attacco qui, non potevo... perché c'era questa e su questa, dopo che perdevo il cavallo qui. Giusto? Dico bene? Dopo tutti i cambi di torri, eccetera, eccetera. Tac, 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 perdevo il cavallo. Oh, ok, va bene. Meno male che non l'ha vista. Ecco, cavallo qui. Perché non gliel'ho mangiato? Che cosa ho pensato qui sul cavallo qui? Non gliel'ho mangiato, non so perché no. Però ho spinto qui. Ho spinto qui, è venuto lì, ok, la migliore, va bene, va... anche questo qui non devo catturare, mi diceva alfiere A2, cazzarola che bella, non l'ho vista. C'era questa, raga, mamma mia che bella, non l'ho vista. Eppure c'era da aspettarselo perché questa posizione qui così compressa dove non c'è nulla, però proprio non ho portato il mio occhio fin lì. Ok, ecco, questa va bene, va bene. Ok, dai, qui dice che sono in stravantaggio, quindi in teoria, ok, 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 va bene. Qui ho iniziato a muovere un po' velocemente. Questo è un errore, qui avrei dovuto giocare... Ah, cazzarola, ma anche questo. Avevo 11 secondi qui. Ho un po' di tachicardia, avrei dovuto catturare subito su H3, hai ragione anche tu, anche se avrei perso poi questo pedone che abbiamo visto è stato un po' il fulcro di tutto. Se era un altro errore, avrei dovuto giocare torre C8, donna C8, sempre per lo stesso attacchino su H3. Errore grave, cazzarola, cosa c'era qui? C'era... cavallo per E4, c'era cavallo per E4, D per E4, torre per C1, e se mi catturava la donna c'era il matto? Ah, c'era questo. Vabbè dai, non sono mica Magnus Carlsen, cioè... No, non l'avevo vista neanche questa. Bella, bella però. Bella, vabbè ragazzi. Errore grave, la Madonna, non ho visto la mossa che avrebbe visto solo un GM, però per il resto va bene. Torre C1, donna C1, donna D3, cavallo lì. Ok, qui ho un vantaggio di -9 e su questa, esatto, era giusta, donna F2. Alfiere per G4, giusto? Mancata vittoria, c'era questa... e non poteva venire qui con la donna. No, mi sono fatto prendere dall'ingordigia. No, il cavallo doveva andare in F3. No, ripeto ancora no. Invece così ora c'ha questa donna. Vabbè,
una mancata vittoria, va bene. Su donna qui c'ho donna F3 scacco, giusta. Ok, donna D1 forse era più forte perché scaccava e quindi guadagniamo un tempo. Donna D1, donna scacco, scacco, cattura, cattura. Vabbè, poi qui ha perso l'alfiere e ovviamente si è arreso. Bene ragazzi, spero che questa partita, oggi ne ho fatto una sola, ma è stata stancante e come visto ci sono stati anche un po' di errori da parte di entrambi. Ci vediamo domani nel prossimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!